Note e suoni che dal Cinquecento risuonano ancora oggi in tutta la loro bellezza. È tornata all'antico splendore la spinetta conservata nel Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma e restaurata in questi mesi nel Tigullio da un artigiano del nostro territorio, Marco Barletta. Un lungo e certosino lavoro di recupero dei materiali durato oltre 4 mesi che ha permesso di restituire sonorità e forme originali alla tastiera di 4 ottave, inclusa in una custodia di legno completamente dipinta. In alcune parti strutturali c'era una presenza di tarlo piuttosto importante che non si vedeva così a prima vista vedendo lo strumento dall'esterno, quindi una grande opera di consolidamento, mantenendo il più possibile appunto l'originalità dello strumento. Dopodiché la riparazione della tavola armonica, che è praticamente l'anima dello strumento, insomma è quella che dà il suono, era fessurata, rotta, e è stata riparata. E poi tutto il lavoro sui saltarelli, l'impennatura, cioè appunto su quello che poi crea il suono. Le note della spinetta restaurata sono risuonate tra gli affreschi della Sala Paolina del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, che ha ospitato il concerto inaugurale Le Muse di Vulcano, musica, armi e amore ai tempi di Paolo III Farnese, e che custodirà adesso lo strumento. Ed è una delle prime volte in Italia che il direttore del museo ha questa idea, cioè di prendere gli strumenti, sono tre che devo restaurare, questo è uno e ce ne sono altri due, renderli funzionanti e fare appunto delle manifestazioni musicali. Quindi il lavoro continua, adesso altri due strumenti da recuperare, che cosa sono? E uno è un fortepiano italiano del 1820 e l'altro invece è un fortepiano a tavolo viennese del 1800, molto bello, interessante, e questo richiederà un lavoro molto lungo, credo che finirò a maggio-giugno,